Sembra uscito da un film di Happy Days il nostro prossimo aspirante al titolo di Mister Topolino. Lo dico perché è davvero molto simpatico. Ve lo presento subito, l'aspirante Mister numero 9. Nome? Jimmy Glione? No. No, è come? Zol. Ok, no, è simpatico Jimmy. Allora Jimmy, dai, anche per te questa esperienza di Mister Topolino, come mai da queste parti? Qual buon vento ti ha portato a iscriverti? Stefano Bisiak. Ah, Stefano. Vabbè, ho detto iscriviti, va bene, hai fatto bene. Un amico, tra l'altro, di Mister Topolini. Senti, così, parlaci un po' di te. Cosa fai nella vita? Quanti anni hai? Lavori? Cosa vorresti fare? Sogno nel cassetto? Allora, lavoro ormai ogni estate da 4 anni presso mio padre in distributore. E sogni nel cassetto di preciso non ne avrei. Dico, È ancora da definire. però Però una cosa c'è, magari, che ne so, ti faccio un esempio. Sogno nel cassetto, magari ti piacerebbe vincere il turista per sempre, il Super Enalotto. il Super Enalotto, dai. Super Enalotto, bravo, allora mettiti in coda, figlio mio. Vabbè, senti, dai, Mister Topolino, una bella esperienza, speriamo tu possa divertirti. Io ti invito a guardare la telecamera perché adesso hai la possibilità di dire e salutare tutti coloro che magari ti seguiranno e ti aiuteranno, ti daranno una mano in questo concorso. Allora saluto tutti e vi prego votatemi. In bocca al lupo. Crepi. I wanna jump right in and see what that big ocean got.